C'è qualcuno? Forza ragazzi, forza! Buongiorno. Durante la notte scorsa la Sicilia è stata colpita da un grave terremoto. Il bilancio è per ora di 200 morti con centinaia di feriti. I morti sono quasi tutti nel paese di Montevago, che è completamente distrutto. Un grave lutto si è quindi abbattuto sulla Sicilia e su tutti noi. Si è svolta sabato sera a Montevago la fiaccolata in ricordo del terremoto che sconvolse la Valle del Belice ben 49 anni fa. L'iniziativa voluta dal sindaco onorevole Margherita La Rocca Ruvola ha avuto anche il duplice scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla vicenda che riguarda il licenziamento di ben 11 lavoratori della Calcestruzzo e Belice, che a causa di un debito di circa 30.000 euro nei confronti dell'ENI è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Sciacca. Prima della fiaccolata si è svolto nella biblioteca Salvatore Ruvolo la presentazione di un libro scritto da Angela Maria Mistretta dal titolo Scosse dentro l'anima, un romanzo che tratta dei momenti vissuti durante il terremoto. Tutto lo scenario, lo sfondo del romanzo è ambientato proprio nei giorni del terremoto. Ci sono due protagonisti, i personaggi principali, Paolo e Vittorio, due giovani innamorati che vengono sconvolti e travolti da questi eventi anche luttuosi. Ecco, quanto c'è di immaginario, quanto c'è di reale di quei giorni, di quei momenti? I personaggi sono immaginari, ma tutto il resto è reale, tutto ciò che è successo realmente in quei giorni. Ecco, quanto è importante ricordare questi momenti, signora, anche attraverso questa testimonianza? Ma è molto importante, perché come ha scritto il Manzoni, l'istoria si può veramente definire una guerra illustre contro il tempo, perché togliendogli di mano gli anni, i suoi prigionieri, anzi già fatti cadaveri, li richiama in vita, li passa a rassegna e li schiera di nuovo in battaglia. Per cui se la storia richiama il passato ci viene nuovamente incontro e quindi vale sempre la pena scrivere un romanzo storico. Oggi con la presentazione di un libro che intanto parla di quei momenti tragici di 49 anni fa. Sì, abbiamo scelto questo momento per ricordare, perché durante e attraverso la memoria si fissino quei concetti che devono spingere alla solidarietà e devono essere frutto di un presente che di questo può vivere anche di ricordo, no? E abbiamo scelto l'autrice, la Mistretta, che con Scosse dentro l'anima, pur non essendo di Montevago, è riuscita a raccontare Montevago durante il terremoto associando l'amore ad una tragedia. Ecco, oggi ci sarà anche un evento particolare, tra poco inizierà la fiaccolata. Sì, alle 19 partirà da Piazza Municipio la fiaccolata come ogni anno, verso il vecchio centro, verso Piazza Matrice, ma quest'anno con una valenza diversa. Quest'anno avremo con noi i lavoratori della Calcestruzzi Bellice che 3 giorni fa hanno ricevuto la lettera di licenziamento e che il Tribunale di Sciacca ha dichiarato fallita per 30.000 euro di debito nei confronti dell'ENI. Questa sera noi esterniamo tutta la nostra solidarietà ai lavoratori con una sola ed unica speranza, che il 2 febbraio l'appello che ci sarà a Palermo possa ribaltare la sentenza che è stata invece in primo grado data dal Tribunale di Sciacca. Sono partite anche le lettere di licenziamento, lei è stata al Mise a Roma, ma diciamo nulla è stato possibile per invertire questa volontà da parte anche di chi gestisce l'azienda?
No, ad oggi non è stato fatto nulla. Voglio anche ribadire che ho avuto la massima disponibilità, attenzione e sensibilità da parte della Commissione Nazionale Antimafia. Avevo contattato la Presidente Bindi, lei non stava poco bene, ma mi ha fatto comunque ricevere dalla Commissione. Ho parlato con Don Luigi Ciotti, stiamo cercando in qualche maniera di far sì che si presti attenzione e che non passi quel messaggio nefasto che con la mafia si mangia e con l'antimafia si muore. Ecco, dopo 49 anni, per tornare alla tragica tragedia del terremoto, ecco, come si vive l'esperienza e cosa, diciamo, si potrebbe ancora fare? Ma devo dire, dopo 49 anni noi da sempre abbiamo sostenuto che non può continuare a persistere una situazione né di stallo né di piangersi addosso, e ci siamo riusciti perché la ricostruzione a Montevago è finita del tutto, sia per quanto riguarda il privato che per quanto riguarda il pubblico. Abbiamo purtroppo la piaga, che è la piaga amianto, di questi villaggi, il villaggio Bergamo, il villaggio Trieste e il villaggio Tempo, con annesso un poliambulatorio all'epoca e una chiesa che ancora funziona, aperta al culto, e purtroppo non possiamo tenere in queste condizioni le persone che vi vivono, insomma, ecco, dopo 50 anni immaginate come può essere nefasto, insomma, vivere con l'amianto. Ecco, come amministrazione in questo senso cosa state programmando? Quali obiettivi pensate di raggiungere? Ma intanto, tornando alla memoria e alla memoria storica, l'obiettivo è lavorare tutto il 2017 per arrivare al 50°, quindi l'appuntamento del prossimo anno, con una fruizione della Chiesa Madre. Vogliamo in qualche maniera far sì che la Chiesa Madre possa tornare ad essere fruibile e che il vecchio centro possa essere un sito visitato dove ci sia conviva memoria e cultura. Ecco, ci sono anche aiuti da parte della Regione o del Ministero? No, in questo senso ad oggi nessuno, ci sono tante idee, devo dire ringrazio l'Arcidiocesi, in particolare l'Ufficio Beni Culturali, che mi sta supportando in questa idea e mi darà, con le progettazioni e con diciamo così, la competenza tecnica, mi darà un supporto concreto e reale. Poi mi auguro che in Regione trovi quantomeno una compartecipazione alle spese. La fiaccolata si è snodata dal nuovo centro di Montevago fino ad arrivare alle zone colpite dal terremoto, dove è stata anche posta una corona di fiori dal sindaco Margherita La Rocca Ruvolo. Ad accompagnare il corteo tanti sindaci dei paesi della Valle del Belice che sono stati colpiti dal sisma, tanti cittadini, i lavoratori dell'azienda di Calcestruzzi, sindacalisti e uomini politici. Ricordiamo l'anniversario di una strage, che è quella del terremoto, che ha colpito queste zone in un periodo in cui altri crateri si sono aperti in Italia, quindi da Montevago, dal Belice salutiamo gli altri uomini e le altre donne che in questo momento stanno vivendo momenti drammatici. Il terremoto qui ha caratterizzato degli anni bui, e una popolazione è riuscita a riprendersi, a ridare dignità a se stessa e a ricostruire le proprie case, e insieme alle proprie case il proprio futuro, e questa è la cosa principale. Poi oggi si trova anche occasione per parlare di un altro dramma che sta affliggendo tanti lavoratori e che sta affliggendo un territorio. Su questo è chiaro che le istituzioni devono provare a ragionare in maniera compiuta, però senza slogan e senza manifestazioni e basta, ma con le cose concrete, come salvaguardare quello che è un patrimonio di questo territorio. Sono stato Ministro degli Interni, che è quello competente per questa materia, perché stiamo parlando dell'Agenzia dei beni confiscati alla mafia, che fa capo al Ministero degli Interni, e fin dall'inizio ho coinvolto il Vice Ministro Pubblico, interessandolo per la salvaguardia dei lavoratori, perché di fatto qua succede una cosa: i lavoratori sono stati licenziati e dobbiamo provare ad avere garanzie a che all'indomani della sentenza, io mi auguro positiva, ma comunque vada, questi lavoratori vengano riassunti, e se dovesse andare malaguratamente, noi ci scongiuriamo questo fatto male, dobbiamo capire come questi lavoratori vengono assorbiti e quale sarà il destino della Calcestruzzi Belice. Qua però il problema è molto più complesso, nel senso che è vero che c'è il debito di 30.000 euro, ma è anche vero che ci sono state delle procedure iniziate e in questo caso
bisogna spiegare in appello quali sono le buone ragioni per cui questo debito non si può pagare, che è la cosa più importante. Noi dobbiamo capire, innanzitutto io ho fatto un'interpellanza per capire di chi sono le responsabilità, perché è impensabile che per un debito di 30.000 euro non ci siano degli avvocati che riescano a rinviare un giudizio. Il giudice non ha colpa, si è trovata le carte e ha dovuto dare una sentenza rispetto alle carte che aveva, che è assolutamente nelle sue competenze. Bisogna capire com'è che non c'è stato nessuno che è riuscito a dimostrare al giudice il fatto che non tanto che era un debito solo di 30.000 euro, ma che quel debito non era pagabile o imputabile alle calcestruzzi belliche. È molto più complesso. Qui il problema non è che c'è un debito di 30.000 euro, la calcestruzzi belliche è nelle condizioni di pagare un debito di 30.000 euro. Questo non ha una difficoltà a pagare quel debito, ha un problema a riconoscerlo come proprio il debito, che è ancora più complessa la situazione. Massimo Raso della CGIL oggi ha ritenuto di partecipare a questo momento, a questa fiaccolata, anche in solidarietà per i lavoratori della Calcestruzzi. Sì, noi siamo ovviamente qui perché questo è l'anniversario del terremoto ed è giusto ricordare quei fatti, ricordare quella esperienza e soprattutto ricavarne qualche lezione da quell'esperienza. Ci sarebbe molto da dire su quello che dobbiamo e possiamo fare per evitare che altre tragedie simili possano ripetersi, su come i nostri comuni siano attrezzati ad affrontare cose di questo tipo. Poi qui ora si è innescata anche questa cosa proprio in questa città che riguarda questi operai della Calcestruzzi belliche, quindi la nostra presenza ha questo duplice significato. Loro ovviamente sono qui a ricordarci che oltre al terremoto delle case, delle cose, delle tragedie che hanno subito questi territori in quegli anni, c'è un altro terremoto in corso che riguarda la loro vita lavorativa, diciamo, che noi dobbiamo evitare in tutti i modi. Noi abbiamo fatto tutto quello che era possibile fare, ora siamo tutti in attesa di questa sentenza del 2, che speriamo rimetta le cose in ordine e si possa continuare nell'attività. L'agenzia revochi i licenziamenti, diciamo, ma il punto è che la stessa agenzia, la stessa società si trovano nell'impossibilità di farlo perché l'azienda sostanzialmente, essendo stata dichiarata fallita, non c'è più, è finita. Quindi solo la sentenza di appello può rimettere le cose in ordine. Diciamo. Noi ovviamente puntiamo molto su questo perché venga restituita giustizia e venga restituito lavoro a queste persone e a queste loro famiglie. Ci accingiamo al 50° anniversario e la nostra presenza stasera qui ha un doppio significato. Da un lato non perdere la memoria e quindi ricordare le vittime del 68, anche se noi apparteniamo a una generazione che non abbiamo vissuto il terremoto, e dall'altro aspetto la solidarietà ai lavoratori della Calcestruzzi belliche che hanno subito questo disagio appunto per i licenziamenti, cosa non aspettata, ma in un piccolo centro come il nostro credo che assuma un significato molto importante, perché l'economia del nostro territorio è basata su alcune aziende, tra cui la Calcestruzzi belliche, che ha alcuni dipendenti del luogo appunto come Montevago, Santa Margherita, Artanna e Menfi, e quindi ritengo che questo assuma un aspetto significativo. Stasera l'appuntamento, appunto, il doppio appuntamento solidarietà e allo stesso tempo, diciamo, ricordo delle vittime del 68. Noi abbiamo già convocato questo comunale straordinario per, diciamo, esprimere e votare una mozione che è stata votata all'unanimità dal Consiglio Comunale per sostenere e rappresentare la nostra solidarietà. È chiaro che questo possa servire anche a far sì che il Tribunale, che si dovrà pronunciare il 2, perché il 2 febbraio che c'è l'appello, possa, diciamo, quantomeno tener conto di ciò che il territorio o anche il Consiglio Comunale stesso, diciamo, abbia voluto rappresentare, perché da un lato la lotta alla mafia si fa non tagliando e, diciamo, licenziando le persone, ma incrementando posti di lavoro. Noi stamattina alle 10:30 abbiamo fatto la Santa Messa per ricordare i caduti, poi alle 11:30 nel Museo della Memoria, che è proprio l'icona del ricordo del terremoto, dove sono tante belle foto che dimostrano quanto la gente del Belice abbia veramente affrontato il terremoto con dignità, e ci sono queste belle foto in bianco e nero che proprio ci fanno sperare, perché anche in quel momento triste e angosciante il Belice ha reagito, e allora il Belice non si rassegna. Spera tanto che finalmente chi di dovere, e io mi rivolgo alla Deputazione nazionale, possa affrontare e risolvere definitivamente il problema della ricostruzione della valle del Belice. Ma oggi siamo qua anche per un altro motivo, che è assolutamente importante ed è legato appunto a questi padri di famiglia che stanno per perdere il posto di lavoro. Io spero che così alla fine si trovi una soluzione, perché veramente quello che è successo in questa
calcestruzzi Belice è una cosa che non ne trova spiegazione. Fare fallire una società che fattura 1 miliardo e 200 milioni per un debito di 30.000 euro, che tra l'altro mi pare che una cooperativa già gestita dallo Stato che fallisce per un credito vantato dallo Stato, è veramente una cosa che non ho aggettivi per dire quanto tutto ciò è assolutamente incomprensibile. Allora siamo qui per testimoniare accanto a questi lavoratori che dobbiamo dare un esempio di tutto quello che noi riusciamo a togliere alla malavita e alla mafia. Poi lo Stato deve essere in grado appunto di garantire la continuità lavorativa ai cittadini, solo così si può veramente creare quell'humus forte che già esiste per combattere definitivamente il fenomeno mafioso anche nelle nostre zone. Dopo 49 anni dal terremoto noi ci aspettiamo che ci diano quello che è giusto dare alla Valle del Belice, perché è giusto che la gente sappia che questo terremoto della Valle del Belice ha avuto un trattamento differente rispetto agli altri terremoti che si sono susseguiti in Italia. Allora è tanto facile parlare del Belice in senso negativo. Certa stampa negli anni tutto ciò ha determinato tutto ciò, anche firme importanti del giornalismo italiano hanno fatto veicolare una verità che non è verità. Noi del Belice siamo qui, poi è giusto che si sappia che i soldi per la ricostruzione vanno direttamente ai cittadini, non ci sono passaggi oscuri o qualcosa che... Allora se ci sono cittadini che dopo 49 anni devono ricostruire ancora la prima casa è solo perché i finanziamenti non sono mai arrivati. Allora è il momento che lo Stato, che aveva già nel 2006 promesso 400 milioni di euro per finire la ricostruzione, finalmente adempia ai suoi obblighi e così iniziamo non a parlare di ricostruzione ma iniziamo a parlare di come questa Valle del Belice possa risorgere, parliamo di opportunità economiche da dare ai nostri cittadini. Il cardinale Montenegro, presente alla manifestazione, ha annunciato che insieme a Don Ciotti dell'Associazione Libera pagherà il debito della società, in modo che il prossimo 2 febbraio in Corte di Appello a Palermo sarà esaminato il ricorso avverso la decisione del Tribunale di Sciacca presentato dall'Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati alla Mafia, anche in considerazione del gesto fatto dal cardinale Montenegro. I due momenti che abbiamo voluto coniugare, il ricordo delle vittime del terremoto di tutta la Valle del Belice, e per questo ringrazio i sindaci presenti, dal sindaco Valenti della vicina Santa Margherita, al sindaco Ciaccio, al sindaco di Menfi, ai sindaci di Partanna, Santa Ninfa, Poggioreale e Gibellina. Ringrazio la Chiesa per la presenza nella figura del cardinale, l'arcivescovo Don Franco, i parroci presenti, anche qui i parroci di Santa Margherita, Menfi, Sambuca e Montevago. E poi ci sono state 400 vittime 49 anni fa, Montevago ne ha avute più di 100, ma questo momento, oltre al ricordo di queste persone che hanno perso la vita nel tragico sisma, oggi vogliamo ricordare anche la manifestazione che abbiamo fatto partire da Piazza Municipio lungo tutta la via Madonna delle Grazie. È voluta essere un momento di silenziosa ribellione, di silenziosa protesta per quello che stanno vivendo i dipendenti, gli 11 dipendenti della Calcestruzzi Belice. Molti, credo tutti i presenti, sappiamo che 3 giorni fa ad ognuno di loro è stata notificata la lettera di licenziamento. La vicenda che li riguarda è una vicenda anomala. Ed è giusto che si sappia cosa si è consumato per una distrazione, a modo nostro di vedere, o sicuramente a modo mio, di pezzi dello Stato. Un debito della precedente amministrazione di quasi 30.000 euro, 27.000 mi ricordava qualcuno poc'anzi, che la Calcestruzzi Belice aveva nei confronti dell'ENI. È stato dichiarato nuovamente durante la fase dell'amministrazione giudiziaria
l'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati ha chiesto la verifica di questo debito al Tribunale di Agrigento e in attesa che il Tribunale di Agrigento si pronunci, perché ancora non lo ha fatto, il Tribunale di Sciacca nel mese di ottobre emana una sentenza di fallimento della Calcestruzzi Belice. Il 31 di dicembre la Calcestruzzi Belice viene dichiarata fallita e i dipendenti vengono preavvisati del licenziamento. Perché questa manifestazione oggi? Innanzitutto perché, e l'abbiamo voluta accostare con il terremoto, perché per ogni posto di lavoro che si perde è un terremoto in ogni famiglia. Per ogni posto di lavoro che si perde abbiamo fame per strada. Abbiamo voluto coniugare le due cose e per questo ringrazio anche la Calcestruzzi Ericina per essere solidale ai colleghi ed essere qui presente con l'associazione Libera, i sindacati e tutti i presenti, ma oggi abbiamo voluto coniugare questi due momenti e non è un momento né di polemica né di critica, però alcune considerazioni vanno fatte. La prima è come è possibile che un patrimonio stimato durante il sequestro dalla magistratura in 550 milioni di euro oggi sia polvere, perché parlando con l'agenzia la risposta è stata: la Calcestruzzi non esiste, quindi è diventata polvere, così come il pietrisco che produce. Parlando con i dipendenti e parlando con le associazioni e con i sindacati, una domanda ci viene spontanea: ma è stata difesa? Qualcuno è andato in tribunale il giorno che è stata emessa la sentenza di fallimento? Allora ci sono tante risposte non date e la cosa che qui voglio dire con molta pacatezza, con la schiena dritta e con lo sguardo alto: pezzi dello Stato continuano a non parlare. Abbiamo chiesto, la sottoscritta ha chiesto un incontro con il prefetto Postiglione e questo incontro ancora non è avvenuto. Abbiamo cercato l'agenzia regionale nella figura della dottoressa Manzo e questo non c'è stato. Ci sono state interlocuzioni col sottosegretario Bubico. Ho incontrato a Roma mercoledì la Commissione Nazionale Antimafia e ringrazio per questo la Presidente Bindi per la disponibilità immediata che mi ha dato, malgrado stesse a letto con la febbre, mi ha fatto incontrare la Commissione. Al vaglio hanno gli atti che ho girato. Oggi noi siamo qui per protestare con loro intendo con i lavoratori, in maniera silenziosa. Loro stanno continuando ad occupare e noi siamo a vostro fianco. Un'occupazione che mi pare di capire e di leggere è una protezione di quei luoghi, perché come è accaduto altre volte, se quei luoghi venissero lasciati liberi sarebbero soggetti al saccheggio di chi vuole e di chi può, dei predatori che possono portare via quello che vogliono. Questo non può accadere. So che ci sono qui i carabinieri, li ringrazio per la loro presenza, ringrazio il maresciallo, ringrazio il brigadiere e così come mi è stato suggerito da qualcuno, io lunedì mattina farò un esposto per esternare questa preoccupazione che andando via i dipendenti dalla Calcestruzzi quel luogo possa diventare luogo di saccheggio, possa diventare luogo di predatori che portino via tutto. Questo non può succedere, per cui come primo cittadino di questo comune il primo atto formale che farò sarà proprio questo esposto lunedì mattina in caserma. Per il resto non voglio aggiungere altro, l'ho voluta fare questa puntualizzazione per fare un po' il punto della situazione, di cose da dire ce ne sarebbero tante, non vogliamo dilungarci. Ringrazio anche il rappresentante dei sindaci del Belice, Catania, non so se è arrivato ma insomma era qui, e soprattutto un ringraziamento particolare al nostro Don Franco, al cardinale che ha seguito questa vicenda e ha voluto essere presente con noi, e a lui vorrei dare la parola e vorrei che esternasse quello che ha da dire. Intanto grazie. Buonasera, sono qui anch'io per dire la mia solidarietà
pensando a quanto è avvenuto 49 anni fa. Io vengo da una terra dove i terremoti sono frequenti, Messina, so che cosa significa, e proprio stasera parlando con Don Giuseppe ricordavo di aver passato 24 ore alla stazione per dare conforto, aiuto a chi passava col treno per andare verso il nord, per cui ho quelle immagini davanti, quei bambini, e ho voluto essere qui. Onestamente ho voluto essere qui anche per dire la mia indignazione per quanto avvenuto appunto per la Calcestruzzi. Mi sembra strano che 11 famiglie devono affrontare una morte bianca, chiamiamola così per fare la differenza con quella del terremoto, per delle cifre che nel grande pentolone dei soldi sono irrisorie. Allora sono qui per dire a loro: non siete soli, ma anche questa solidarietà la voglio dimostrare con un gesto che non ha niente di straordinario, ma proprio mi sento in famiglia, uno di voi è con voi. Se tutto è soltanto per una cifra di 30.000 euro, io darò al sindaco questa cifra. Io sono in difficoltà perché c'è la cattedrale da costruire e tante storie, però ritengo che in una famiglia, quando c'è una situazione simile, se si possono salvare gli 11 posti di lavoro, l'indignazione si accompagna alla solidarietà. E questo mio gesto è accompagnato anche dal gesto di un altro, Don Ciotti. Anche lui ha pensato di dare la cifra per poter colmare il buco che c'è, e siamo rimasti che sia io che lui raggiungeremo e daremo la cifra per poter, se possibile, ora non so come le vie legali quali sono, per riprendere il cammino e togliere questo fantasma che per adesso occupa il cuore di queste famiglie e di questi uomini e di questi lavoratori. Ecco, questo è un gesto di affetto, di stima per questo paese, di affetto e di stima per chi non vuol perdere il lavoro, e questo è un gesto dove insieme, se ci crediamo, qualcosa la possiamo cambiare. Alla fiaccolata ha partecipato anche il sindaco di Partanna, Nicolò Catania, anche nella sua qualità di coordinatore dei sindaci del Belice, che continua a manifestare forte criticità nell'azione del governo e che ancora dopo tanti anni non è terminata la ricostruzione e si aspetta lo svincolo di somme per completare procedure avviate negli anni precedenti. Il coordinamento ha fatto una scelta ben precisa quest'anno. Abbiamo ritenuto, anche per dare l'opportunità di offrire la memoria alle nuove generazioni, di ricordare il momento e l'evento. Sul piano delle rivendicazioni e delle discussioni stiamo rinviando tutto a tavoli ufficiali da fare col governo nazionale. Siamo consapevoli del fatto che c'è adesso un esito di una commissione ispettiva che è stata fatta sul territorio, la 13ª commissione del Senato è arrivata sul territorio, c'è una nostra richiesta a fare una visita ispettiva, ha stilato, ha votato un documento che impegna il governo su alcune tematiche e siamo convinti, siamo tranquilli che attraverso un meccanismo di contrapposizione, di contrattazione col governo potremmo arrivare sicuramente nel corso di questo ultimo anno, che arriva al 50esimo, a chiudere definitivamente questa vicenda, perché l'interesse dei sindaci è proprio quello di chiuderla definitivamente questa vergognosa ormai vicenda per arrivare a rilanciare il territorio sotto questo punto di vista. Dovremmo chiudere definitivamente con gli aventi diritto, sono cittadini che ancora hanno diritto, proprio dato dalla norma, dalle leggi, e che obiettivamente non possono più aspettare per aver riconosciuto questi diritti. Dovremmo anche riportare un po' alle questioni più concrete con le opere di urbanizzazione, parlo di opere di urbanizzazione primaria, parlo di fognature, di acqua, di luce, non parliamo di grandi momenti o di grande infrastrutturazione. Noi abbiamo creato strumenti opportuni e necessari affinché sia il governo nazionale che il regionale possano veramente darci una mano. Abbiamo costituito un GAL, abbiamo creato altri momenti per vedere che se in questa programmazione 2014-2020 si possa riuscire a chiudere questa vicenda. E poi tutti gli aspetti che sono legati poi alla salvaguardia del territorio. Non dimentichiamo che il Belice è un territorio ad alto rischio sismico. Oggi Partanna, Menfi, Salemi, i sindaci di queste comunità siamo gli immobiliaristi più grandi d'Italia. Abbiamo ereditato un patrimonio fatiscente di immobili che vanno assolutamente demoliti, sistemati e urbanizzati per evitare che ci siano ancora danni o comunque pericoli per la pubblica comunità.